Quello che a me interessa, ma soprattutto che interessa ai veneti, è partire. Si parte da alcune materie per poi nel corso degli anni ovviamente fare anno dopo anno richiesta per averne sempre di più. Si torna finalmente a parlare di autonomia e il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco, ha le idee molto chiare su come dovrebbe partire l'ultima parte del percorso, quella che porterà al passaggio di competenze e materie alla regione. C'è chi chiede tutto e subito, ovvero le 23 materie, e chi, come Finco, suggerisce che un passaggio graduale potrebbe essere più incisivo. Oggi basterebbe anche dare un inizio di un percorso di autonomia, quindi se domani mattina il governo desse la disponibilità per portare a casa 2, 3, 4 materie, potrebbe già essere un buon inizio, uno per testare la macchina amministrativa a livello regionale e due per dimostrare anche al resto del paese che se una regione sa ben gestire le proprie materie può dare risposte concrete, fare risparmi di spesa e ovviamente migliorare i servizi ai cittadini. Quel che la politica veneta sottolinea in questo momento è che il collegamento politico e amministrativo fra regione e governo pone il tema dell'autonomia sul rettilineo decisivo. Finalmente dopo anni abbiamo un governo di centrodestra, un governo politico, come punto di riferimento abbiamo il ministro Calderoli che ha una lunga esperienza, quindi non ci sono più alibi e quindi attendiamo come Veneto una risposta concreta sul tema dell'autonomia. Resta da capire se ai veneti interessi ancora l'autonomia. In questi anni, non avendo avuto risposte, i veneti forse hanno un po', diciamo, perso le speranze, però possiamo dargli delle garanzie che finalmente c'è un governo politico di centrodestra, il tema dell'autonomia è stato sottoscritto da tutte le forze politiche, quindi ora il Veneto ha fatto quello che doveva fare, la parola spetta a Roma.